Luca 8, dal verso 40 al verso 48. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla mentre tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre Gesù vi andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva speso nei medici tutte le sue sostanze senza poter essere guarita da nessuno, accostatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, la folla ti stringe e ti preme». Ma Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: «Figliuola, la tua fede ti ha salvata, va in pace». Signore, trova in noi la fede di questa donna questa mattina. Trova in noi l'ardire, il coraggio di questa donna, perché noi abbiamo bisogno di te. Senza di te non possiamo fare nulla. Io senza di te non posso pronunciare parola, Signore, aiutami a condividere con i miei fratelli questa che non è una parola umana, ma viene dal cielo, è la tua parola. Aiutami, Signore, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Questa storia ha tanti spunti. Uno spunto interessante è quello del lembo della veste. Questa donna che non toccò il corpo di Gesù, le spalle, le mani, le braccia, ma il lembo della veste. Voi sapete che gli israeliti avevano questa usanza di cucire nei lembi delle vesti i versi della legge, della parola di Dio, perché potessero portarli ovunque. Quindi, senza saperlo, questa donna stava anche dirigendo a un atto simbolico ma altamente spirituale la sua fede, nella parola di Dio. Andava a toccare lì dove di solito si trovava la parola di Dio nascosta nelle cuciture. Ma Gesù mette un po' in ordine quello che avvenne in quel momento, questa folla, questo momento caotico, questa folla che preme Gesù al punto che i discepoli, Pietro in particolare, che pensava sempre di saperne una più degli altri: Signore, ma ti premono tutti, qualcuno ti ha toccato, altro che uno, saranno 100, saranno 1000, qui tutti ti toccano. E Gesù mette in ordine tutto, spiega che cosa è avvenuto e quasi rivolge la responsabilità di quello che avvenne, del miracolo, neanche su di lui, ma su quella donna che andò da lui. E dice questa frase così lapidaria, chiara per noi questa mattina: qualcuno mi ha toccato. E quando dice così Gesù non sta dicendo il tocco superficiale, perché davvero in tanti lo stavano toccando, ma in quella folla di 120 persone. Quanti possiamo essere noi questa mattina? Qualcuno aveva toccato Gesù. Tra decine di persone Gesù rintracciò, sentì, riconobbe solo uno. Una percentuale molto bassa, direi, solo uno. Ma per quella donna la percentuale era altissima. A lei non importava che tanti potessero toccare Gesù. Lei doveva toccare il Signore e lo fece.
Ogni credente, penso, sia desideroso di identificarsi nel tocco di fede di questa donna, una donna particolare che fu premiata ed elogiata da Gesù. Figliuola, la tua fede ti ha guarita, la tua fede in me. Non mi hai chiesto, non hai descritto quello che volevi da me, sei solo venuta avanti con fede, la tua fede ti ha guarito. E noi in questo momento, questa mattina, siamo alla presenza di Gesù e ci siamo tutti. Ora potrei dare una notizia non così buona. Se noi facessimo un parallelo tra il nostro essere qui e la presenza di Gesù e questa storia di 2000 anni fa, allora solo uno toccherà il Signore. Ma per la grazia noi possiamo allargare questo numero e dire che se c'è qualcuno che Gesù riconoscerà, quel qualcuno tornerà a casa salvato, guarito, consolato, toccato dalla grazia di Dio, mentre tocca Gesù. Gesù è disponibile. Gesù è qui tra noi, disponibile. Non è di passaggio. Non è la nostra una roulette russa. 1 tra 100 toccherà il Signore. Come la vana speranza di Zaccheo che doveva salire sull'albero per poter vedere il Signore perché lì sotto lui non ci sarebbe riuscito. No, Gesù è qui tra di noi pienamente disponibile, è per noi. E non è qui soltanto per dire ero qui, non ve ne siete accorti ma c'ero anch'io. Ogni tanto qualcuno dice ma c'ero anch'io domenica e non mi hai visto. Può succedere. Ma Gesù non è qui nello stesso modo. Guai se qualcuno di noi tornando a casa diceva c'erano i fratelli, c'era il pastore, c'erano dei visitatori. Gesù forse c'era, non me ne sono accorto, non l'ho visto. Gesù non è qui di passaggio, non è qui spettatore insieme agli altri, Gesù è qui disponibile. Gesù è qui per essere toccato, Gesù è qui per fare qualcosa per noi. Noi dobbiamo riconoscere che tante volte, purtroppo, Gesù era presente. Noi ci siamo trovati a contatto stretto con Cristo, ma non lo abbiamo toccato con fede. E siamo tornati a casa come prima. Ma fratello, sorella, amico, che sei qui per le prime volte, ma davvero vuoi tornare ancora una volta a casa come prima? Ma sei seriamente intenzionato a tornare a casa come prima? Ma ti piaci così come sei? Ma non hai bisogno della grazia di Dio? Ma non hai niente da chiedere al Signore? Ma davvero sei intenzionato a tornare a casa così come sei partito? Gesù è qui. Ma non è qui per tutti, è qui per qualcuno. E tu saprai di essere quel qualcuno se tornando a casa non ti riconoscerai più. Un uomo nuovo, una donna nuova, sentimenti nuovi, desideri nuovi, forze nuove, propositi nuovi. Quando non ti riconoscerai più, allora saprai che quel qualcuno eri tu, ero io. Qualcuno mi ha toccato. Non tutti, qualcuno, quella donna, non Pietro, non Giovanni e Giacomo, non Simone lo Zelota, non gli altri 70 o gli altri discepoli, qualcuno che non era neanche della cerchia ristretta. Quella donna era quel qualcuno. E questa mattina voglio essere io quel qualcuno. E anche voi pregate nel vostro cuore di essere voi quel qualcuno. Non è per tutti, è per qualcuno. Ma volesse il Signore che tutti questa mattina siamo quel qualcuno.
qualcuno mi ha toccato. Chi è quel qualcuno? Qualcuno che era senza forze. Questa donna era senza forze, ci dice la malattia. È una malattia che durava da 12 anni. Ed era una malattia che l'aveva svuotata. Perdeva sangue da 12 anni. Una malattia che l'aveva debilitata ed era non in miglioramento, non era stazionaria quella malattia. Dicono i Vangeli che era una malattia in peggioramento. Tutte le cure che aveva fatto, tutti i soldi che aveva speso in medicine non erano serviti a nulla, anzi era piuttosto peggiorata. Ed era una donna in una condizione che le aveva tolto le forze. E anche il suo procedere verso Gesù non è un procedere orgoglioso, pieno di forze, facendosi largo tra la folla, andando di fronte a Gesù, ma è un avanzare prostrato, trascinato da sotto, andava da dietro, dalle retrovie, cercava tra le gambe di trovare uno spazio e poi un altro per toccare Gesù. Era senza forze, era quasi all'ultimo, si era trascinata come ultima possibilità a Gesù. Qualcuno mi ha toccato, dice Gesù, ed è qualcuno senza forze. C'erano i farisei, c'erano gli scribi, i dottori della legge, c'erano i notabili di Israele, erano tutti forti, valorosi. Il giovane ricco, ve lo ricordate, andò col suo orgoglio dal Signore: Signore, io ho fatto questo fin dalla mia gioventù. E non toccarono Gesù. Solo una che si sentiva senza forze arrivò a toccare Gesù. Se questa mattina c'è qualcuno qui che sta peggiorando, che sente le forze venire meno, che ha un pensiero continuo, assillante, che gli toglie la libertà, gli toglie la gioia, gli toglie le promesse ed è senza forze, quel qualcuno può toccare Gesù e Gesù lo saprà. Sei venuto nel posto giusto e non è uno slogan questo. Non ci interessa fare numeri, non ci interessa vantarci di traguardi. Sei venuto nel posto giusto non perché ci siamo noi, sei venuto nel posto giusto perché c'è Gesù che vuole sentire il tocco di chi è senza forze. Fin quando ti sentirai in forze non riuscirai a toccare Gesù. Sentirai qualcuno parlare di Gesù, starai in mezzo a persone vicine a Gesù, ma non sarai tu a toccare Gesù. Qualcuno mi ha toccato. Signore, chi è questo qualcuno? È uno senza forze. Ma come uno senza forze riesce a toccarti, Signore? Sì, per la fede. Per la fede. Non per la forza, per la fede. E toccò Gesù quella donna che non aveva più forze. Essere senza forze non è uno stato di vergogna per noi. È forse la condizione migliore con cui andare davanti al Signore. Sei senza forze questa mattina? Gesù sentirà il tuo tocco. Non sarà una spinta, non hai forze. Non sarà uno strattone, non hai forze. Sarà forse quasi sfiorato, senza forze. Tocchi con l'ultimo granello delle tue forze Gesù, ma benedetto è quel tocco. Gesù lo sentirà. Non sentirà Pietro, non sentirà chi spinge, sentirà proprio te. Qualcuno senza forze mi ha toccato. Qualcuno pieno di tanti timori mi ha toccato. Quella donna non si getta davanti a Gesù come Jairo. Signore, mia figlia sta morendo. Aveva paura quella donna. Non era sicura di se stessa. Non era sicura delle reazioni degli altri. Non era sicura di nulla. Aveva tanti timori. Aveva paura
di essere scacciata dal Signore, aveva paura di rendere impuro il Signore, perché lei era una donna impura e il suo tocco avrebbe reso impuro un israelita. Aveva paura del rimprovero degli israeliti, degli scribi, dei farisei, aveva paura che non sarebbe riuscita ad arrivare a toccare a Gesù, aveva paura di non farcela, aveva paura di non vivere abbastanza, aveva tante paure questa donna, era piena di timori. Tocca Gesù in modo discreto, per la sua paura cerca di non farsi notare, non vuole far sapere a nessuno che è lì. Vorrei dire qualcosa a chi prova ad avvicinarsi alla fede in questo modo. Dio ti farà uscire allo scoperto, perché la fede cristiana è una fede proclamata, confessata pubblicamente. Io sto nel mio, Gesù è buono, mi capirà. No, Gesù ti tirerà fuori allo scoperto, perché la nostra vita deve dare gloria al Signore. Ma lei aveva tanti timori, aveva dei dubbi che assillavano la sua mente. Mi umilieranno se mi scoprono. Dovrò spiegare, io mi vergogno della mia malattia. E se Gesù mi rimprovererà, ho sentito che a una donna ha risposto bruscamente perché era una pagana e aveva un bisogno e il Signore l'ha scacciata, ma poi ha guarito sua figlia. Cosa farà Gesù? Mi accetterà? Non mi accetterà? Aveva delle domande, aveva dei dubbi nel suo cuore. È la cosa giusta da fare. Chissà se anche il diavolo la stava tentando, ma dopo 12 anni le hai provate tutte, i migliori medici. Nessuno è stato capace, ma vuoi davvero provare questo? Ma lascia stare, che se va male non soltanto starai con la tua malattia, ma la tua reputazione sarà infangata. Cosa diranno di me se scopriranno che credo in Gesù? Io che ho dato la mia vita alla scienza, alla medicina, e adesso mi rivolgo a Gesù, mi rivolgo alla fede. Cosa diranno se non succede nulla? Ho tanta paura, ho tanti timori. Ma Gesù sa che siamo così. Gesù è venuto a morire sulla croce per noi, non perché noi abbiamo tutte le risposte, ma per darci l'unica risposta che dobbiamo avere. C'è un Salvatore ed è per noi. Qualcuno mi ha toccato. Chi è questo qualcuno, Signore? È una donna piena di paure, piena di dubbi. È una donna che non sa che cosa le riserva il domani. Sta affidando la sua vita a me, con tutto il suo timore. Quella donna sarà salvata. Quella donna ha vinto ogni resistenza, non teme la condanna e viene a me con fede. C'è qualcuno che ha qualche dubbio questa mattina, qualche paura, che non sa che cosa gli riserverà il domani? Gesù sentirà il tuo tocco e ti darà la pace. Ti darà una sola risposta, l'unica risposta che ti darà la vita. Alleluia. Non avere paura, c'è Gesù qui. Non abbiate paura. Disse tante volte ai discepoli, ci sono io. Pace a voi, disse Gesù ai discepoli intimoriti. Egli è qui. Egli sentì il tocco di chi, con tutti i suoi timori, si arrese al Signore e toccò Gesù. Alleluia. Infine, qualcuno mi ha toccato, qualcuno che nonostante fosse senza forze, nonostante fosse pieno di timori, aveva però speranza in Gesù. Quella donna sì, aveva dei timori, sì, era ormai agli ultimi giorni della sua vita, ma fino alla fine trovò la forza di sperare in Gesù. Sperò in Gesù, la sua unica speranza. Non erano neanche i medici, neanche le medicine. Lei stessa non era più speranza a se stessa,
ma sperò in Gesù, sperò in Cristo, perché solo Gesù può accendere le speranze. E non era questa una speranza superficiale, questa donna da 12 anni era malata. Davvero c'era di che perdere le speranze. Ma Gesù è capace di riaccendere la speranza anche dopo 12 anni di sofferenza. E forse da 12 anni che stai soffrendo, e forse da lunghissimo tempo che sei nella prova. Avvicinati a Gesù, perché Egli riaccende la speranza, come nessuno può fare. Noi dobbiamo sperare in Cristo. Quella donna che toccò Gesù era una donna che aveva speranza. Quando il problema era troppo aggravato, quando la prova per noi è troppo grave, noi possiamo sperare in Gesù. C'è qualcuno questa mattina che ha finito di sperare in Gesù? C'è qualcuno che sta dicendo al suo cuore, provando ad autoconvincersi, è passato così tanto tempo che non spero più. C'è Gesù tra di noi. C'è Gesù tra di noi. Quella donna fu guarita perché non smise di sperare in Gesù. Ma io sto soffrendo, le cose sono andate in questo modo, non è solo per me, ma troppe altre persone sono coinvolte, bisognerebbe che il Signore toccasse il cuore di uno, dell'altro e cambiasse quelle situazioni. Gesù lo può fare. Noi dobbiamo sperare in Lui, in ogni cosa. Egli è l'Onnipotente. Lui non solo comprende, ma interviene e salva. Qualcuno mi ha toccato. Chi è quel qualcuno? È colui e colei che questa mattina ha avuto speranza in me. Vogliamo sperare nel Signore. Anche quando tutto e tutti ci dicono che non c'è più da sperare, noi vogliamo sperare nel Signore. È il Signore che dice la parola fine, non noi. Amen. E fin quando c'è, il proverbio dice finché c'è vita c'è speranza. Non è così. Fin quando c'è il Signore c'è speranza. E il Signore è qui tra di noi. Vi chiedo di alzarvi in piedi.